Sta aspettando per prendere il numero? Sto aspettando, sì, spero per prendere il numero, dovrebbe essere così, insomma. Lunghe attese e code agli sportelli nell'ultimo giorno utile per presentare le domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Anche a Padova decine di persone fin dalle prime ore del mattino si sono messe in attesa davanti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Via Longhin, nella speranza di ricevere almeno il tagliandino con il numero che garantiva poi di essere accolti dal personale entro la giornata. Stamattina alle 10. E spera di farcela? Sì. È un caso complicato il suo? No, semplice. Un'ora, è molto, no? Che cosa deve fare? Delle pratiche? Ha già le idee chiare? Non ho nessuna idea, ho sentito in TV e basta. Si poteva organizzare un po' meglio, dice. Dovevano, oppure si potevano anche dire, essendo questo l'ultimo giorno ed avendo avuto loro delle informazioni, senz'altro il Ministero delle Finanze, guardate, chi si trova là entro 8 ore gli diamo uno scontrino che entro 15 giorni può ritornare e fare questa cosa. Sono già venuto che la settimana scorsa non c'era, però si è prolungato tantissimo l'attesa. Si potrebbe organizzare meglio, al limite dai un bigliettino per il prossimo come appuntamento, almeno fare la coda per qualcosa. Perché ieri c'era gente che è arrivata alle 6:30, aspettare qui. Si poteva organizzare un po' meglio. Ma l'Italia è così, l'Italia l'ultimo giorno facciamo le cose noi in Italia, non si può fare diversamente perché è lo Stato che ci impone queste cose. Il centro studi di Confapi ha stimato che saranno all'incirca 60.000 le domande presentate in Veneto. Il boom delle domande è dovuto anche al fatto che tanti si sono scontrati con regole farraginose o poco chiare e una volta allo sportello ci si scontra con altri problemi pratici. In queste poste qui non dovevo mai mettere il parcheggio a pagamento orari. La speranza è comunque che si arrivi a una proroga, sono gli stessi politici di governo ad alimentare la speranza. Se no veniamo dopo le feste. Ma oggi è l'ultimo giorno però. E va bene, chissà che Salvini faccia la proroga, come hanno detto. È così, noi commercianti cosa vuoi che facciamo?